questa bellissima puntata con 2 punti, un Marcos Caldonius, ci siamo. e un Francesco Pilus e Marilena in Pianga i Cani. Che serve avere il camper col bagno se uno va qua, va che bravo il Giacomo che fa i compiti, e l'altro va a segnare il territorio più avanti. Comunque devo andare vicino al bagno. I bagni di Singano! Guarda quello che avevamo fatto in quel posto lì, ti ricordi Ale? No. Sa quel borgo là, tornante impossibile, no? Ah sì, Pitigliano. Siamo ad Arezzo. Dai, Lo fa venire verde. minaccia il semaforo, Perché tu sei un bambino? Ora lo picchio. Ma non mi vede così. non ti vede? Ora lo picchio. Guarda, hai visto Yuri? Ora lo picchio. Cioè, io e Rosso li guarda male, tornano verdi. Cioè li fulmina con lo sguardo. È un bambino, spaventa semafori. Boia, questa che roba lì. Cioè. Vatti a fidare te del mezzo. Il CP che non vuole fare la cacca me la farà comodamente dopo nel corridoio come al suo solito. Non so quanto intelligente sia, probabilmente a fare le toscanate con la neve, con la snow, ok? E però, cioè, non ho capito come vi trovate qui, cioè fuori dalla mappa proprio. Ah, eccolo lì. Cioè, no, vi trovate qui, ma vi trovate lì, cioè lì vi trovate. Queste cose un po' strane. Ecco, ho smesso di nevicare. Lasciamo giù Giacomino al pelus perché poretto ha detto portiamo le scarpe da wild, portiamo qua i giubbotti pesanti eccetera. No, fa caldo, diceva il medio, no? Porca miseria. Vabbè, comunque permutiamo Giacomina con Marcus Caldonius. Non capisco, cioè imprigionano i pedoni. E devi stare fermo un turno. Toscani, oh! Ma non erano le 4 metri, le 4:12. Un appunto pal parroco. Ma che paese siamo qua? Pal parroco di Anghiari, no? Cioè, monsignor, con tutto il rispetto, ma se vuol mandare avanti sta religione cattolica cristiana, no? Quel che vuole, non può suonare le campane del continuo tutta la notte, anche alle 4 della mattina, perché dopo la gente... Non si può nel 2022. Ma a parte quello, ma tira altri tipi di santi, ho capito? No, va bene. Conduzzo in versione toscana, bellissimo, apprezzo, complimenti, bravi. No, discese estreme seguono salite estreme. Ho detto che sgaviotto tipico e borgo tipico, cioè guarda che robe, guarda che tipicità ha. Cioè adesso capisco perché Assassin's Creed saltava sempre sopra i tetti come i gatti e poi saltava addosso alla gente e li ammazzava, perché te viene voglia, cioè con i tetti così, te viene voglia di saltare sopra e saltare giù a peso morto con un pugnale e con paragente. Note, Assassin's Creed è un famoso videogioco che faceva sta roba. Insegna tipica, vedi che bravi, questa cosa te la insegnano a scuola guida tutti, con le ruote verso il muro, perché se la disgrazia vuole ti si rompe il freno a mano, ti si rompe la marcia, ok, perché di solito si usa a mettere in prima e tirare il freno a mano, con le ruote girate così vai su per l'edificio e la macchina non va in giro per la città. Eh sì, l'insegna del barbiere tipico, che bello ragazzi. E questa è la famosissima piazza, niente famosa che non me lo ricordo. Che piazza è, Marco? Piazza Garibaldi. Dalla regia ci dicono che quello è Garibaldi che indica Roma, adesso bisogna guardare su Google Maps se è vera sta storia. Tanti piccandoli tipici, soprattutto questa lanterna, non capisco se sia un tacchin o un drago, perché insomma sono senza occhiali per via della pioggia. Prodotti tipici, vedi? Un fuffetto da solo tipico. Ah no, aspetta, perché sorgo, le luci non sono tipo i chiodi per andare nella neve. Ma no! Bellissimo, Olfo, il negozio partì con tutti i cinghiali, guarda la maglietta col cinghiale, bellissimo, il cinghiale. No, Olfo, quella è tua, guarda. Sempre dalla regia ci fanno notare questo angolo tipico. Io ripeto, sono senza occhiali, quindi io inquadro e me lo guardo dopo. Di pecorino con noci, pere e miele di Anghiari. Ho letto un pere e mele di Anghiari spesso anche nei negozietti. Pardella alla nana, pasto originale all'uovo con ragù di anatra. Trippa alla fiorentina, che piace a te? A me no. Peposo all'imprunetta, stracotto di manzo al pepe nero. Questo deve essere un posto per intenditori. Edifici tipici ovunque a 360
60 gradi. Aspetta che voglio fare quel dei documentari. Come possiamo notare alle mie spalle questa icona rappresentativa che è il Palazzo Taglieschi. In realtà ho letto in tel carteo. Ale, un giardino del XV secolo, ma siccome... XV secolo, 1400. Era giusto, XV XV, perché ogni volta che io dico i numeri qui romani... 1400. Ah, 1400. Di 100. Perché mi mette il 4 invece del 5? Se non ero fuori dalla porta quando lo Ma fa svegliavo. così. Shemolek Magillamar, Shemolek Niur Sven and Sooner Shen, Ahoy again Magillamar. Addio, addio, è un bicchiere elevato al cielo d'Irlanda e alle nuvole gonfie, un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Anna Leffi e alle strade del porto, un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango e un brindisi anche agli gnomi e alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade. Ai fianchi robusti di una vecchia signora e i modi un po' rudi della gente di mare ti trascini tra fango, sudore, risate, la puzza di alcol nelle notti d'estate e un vecchio compagno ti segue paziente, il mare si sdraia fedele ai tuoi piedi, ti culla leggero nelle sere d'inverno e ti riporta alle voci degli amanti di ieri. È in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta e il vento dell'ovest rideva gentile. In un giorno di pioggia ho imparato ad amarti, mi hai preso per mano portandomi via. Aspetta che Asciuretta Toscana insegna. Io sono diventato scemo per trovare i vasetti, lei ha preso quelli circolari e con la gabbietta arrampicanti l'ha appesa, quindi effettivamente anche questa è una buona solution. Puntini aumento rubinetti. Oh, e quella chiesa tipica Pesante di un vecchio ubriacone, ti chiudi a sognare nelle notti d'inverno e ti copri di rosso e fiori. e se tu mi dirai cosa c'è da fare, da vedere ad Anghiari, c'è l'immedesimazione con lo stile toscano, in quanto vedere tutti questi bellissimi edifici in pietra a faccia vista e questi bellissimi panorami, no, con le colline, il tutto è un'immedesimazione con l'anima toscana, con lo stile toscano. Cosa? Figo! Wow! Sì! Io copio quello che ci suggerisce la regia. Questa era l'ultima cannoniera risalente al 1571. E questo è un panorama risalente al Big Bang. E poi insomma la gente ci ha costruito le case, i borghi, ha fatto i campi e via discorrendo. Nonna! Che sono in Toscana! Sì, Dove chi fa i biscotti che te toccia col vino?
Ah, Fine. Oi, chi fa i biscotti che te toccia col vin. Sì. Ascolta una roba, guarda che l'unica arriva al mio computer. Andiamo dallo scherzone. Hai fatto? Che bello. Vieni amore. Grazie Gianni. Ma sì, perché noi artisti siamo sempre un po' così, siamo incompresi. Di sicuro anche l'artista che ha fatto quella casa là, guarda che bella. Magari qualcuno che avrà detto, io ho comprato quella casa, invece no, è stupenda, guarda che bella. Adesso voglio rovinarti questo scorcio di borgo col mio faccione. Cioè, perché scusa, guarda un attimo, ho ragione. Eccola, quanto più bello era così. Invece no, ti rovino col mio faccione. Anche le colline, quelle montagne qua. Col mio faccione. Ma sì, no, è perfetta, dai. Guarda che bella. Ti faccio la fotina con la tua macchinetta. Guarda, guarda che bella. Eccola là, guarda. Vediamo l'ebbrezza dell'ascensore dopo aver provato quelli all'ospedale. Ale! Ti chiude? Sempre la solita. Zero. Una volta che faccio una foto, Facci le foto così. Ma che bello che abbiamo facciamo anche là. come i Ferragnez che si fanno la foto là. Aspetta, faccio un gesto sfigatissimo. Olfo! Adesso Olfo no per dire, però senti qua come ha risuonato bene, cioè fatti le domande. Bello, vedi? Qua c'è la biodesign, che ha il design biologico, quindi se ti serve una piscina biologica da tenere, non so, sul camper o in tel terrazzino di casa tua, del condominio, guarda che puito, guarda che misteri che viene fuori. Residenza Trastevere 980.000 euro. Buono 980.000 euro. Cosa? 3 milioni di euro cosa? Questa è Vabbè, terrazza ma è su una San villa, Gemignano. Cos'è? Vabbè, ma guarda che cos'è, un albergo? 2 milioni Guarda e che... 70.000. Sì, vabbè, ma un albergo. Ah sì, come al solito ti do sempre le note camperistiche. Allora vabbè, l'area camper l'hai vista, se riesco a mezzare i video, perché sai dopo far missiotti dei Sony, GoPro, telefono e drone vi è su un casino come ogni volta. E le salite e le strade non sono per nulla impegnative, diciamo io le ho fatte in seconda e anche in terza. Diciamo seconda più che altro per i tornantini, quei 2 o 3 tornantini che hai per arrivare, però niente di che veramente. Ma no, l'avevo detto io prima, dopo l'astro sa. Ma io verde che cuate e chi polpacci qua, perché ragazzi le salite sono tostine e lunghe, cioè, ma non tostine nel senso il pan con la sottiletta, no, tostine nel senso che... Fortuna che c'è la chiesa, Mi così prendono puoi in fermare giro. con la foto della chiesa. Cazzo, avevi 200 allora. Come sei preso? Non sono in bici. Peso le nostre. Sta moda cane deve finire, c'è lei macchine e camper monta su diretto, che dopo trovi anche gente che magari non ha cani e gli dà fastidio, insomma, come è già successo. Buongiorno, nevica ancora? Adesso che doveva partire, vieni, andiamo? Sì, un attimo che mi devo vestire, ok. la neve sta entrando dentro. Sì, però vedete ragazzi, è sempre il solito ragionamento, è meglio stare a casa o andare in dei bellissimi borghi con la neve o la pioggerellina. E niente, loro sono attratti dal menù, questo ristorante tipico. Guarda il menù, Eh sì, ce l'ha elencato prima il Marcus Caldonius, ex quelli a doccia, adesso non so più come cazzo chiamarlo. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, spoiler Arezzo. Però prima di chiudere la puntata volevo farti vedere che qua a Iusa avete un meta i balconi da due finestre. Vedi, c'è il balcone e dopo fuori c'è il vetro. Volevo farti anche notare come questo stile toscano rustico, no, viene mantenuto con anche tutte queste piantine e tutti questi picandui. Qui per terra puoi vedere del Capsicum annum, ossia peperoncino ornamentale, tra parentesi non se magna, chiusa parentesi. Porco can, qua siamo a livello extreme, come ora qua che coesione piante che hai in giardino. Bellissimo, 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 tutto bellissimo, e ti sarà facile dedurre come mai i toscani, così come i veneti, hanno il porco facile. Quando il porco fatti tutte ste sky in salita da mattina a sera tutti i giorni. Guarda che hanno la girandola di Google Foto anche qua. Ragazzi, essendo imparziali, dovendo dare un giudizio agli altri, quindi non c'è solo la mia opinione ma c'è anche quella degli altri. Allora, se questo paese vale la pena per una tappa camperistica, io personalmente direi assolutamente sì. Però anche mezza giornata, non una giornata intera. La neve magari. Ok, mentre il Marcus Caldonius
No, certo, vale la pena. Una giornata Assolutamente. intera, mezza giornata, come voi. Ma sì, in a effetti pelle. noi abbiamo fatto il viaggio 3 volte, 3 giri ho fatto nel paese, per Eh. cui basterebbe solo una volta sola, per cui una mattinata sì. Una bella mattinata intera, Sì. insomma 4 ore. Quindi come Diciamo, ha fatto ecco. noi? Viene qua di notte la sera, vedersi mattina a camminare e poi partire a pranzo. Dopo pranzo, esatto. Come Perfetto. fatto noi, esatto. Buon, ciao ragazzi, alla prossima. Eccolo. Oh, crazy. I love you, baby. You understand? Please hold me. I love you like Fontaine and Belmondo. Vai sigari! Crazy baby. Oh, yeah. Perché io ho un cane acculturato che studia